È stata una vittoria importante perché per noi era una specie di bivio andare a fare il risultato qui perché sapevamo che c'erano dei scontri diretti, quindi vincere qui per noi era importantissimo, è stata difficile, complimenti all'Isola che addirittura mi mancava anche Cotrone se non era qualche altro, però nonostante questo hanno fatto un'ottima partita, però devo fare un plauso anche ai miei ragazzi perché non mollano mai, non voglio parlare degli arbitri, però abbiamo avuto qualche piccola, diciamo, defezione perdendo lucidità con gli arbitri. Però nonostante questo abbiamo sofferto, è una squadra che soffre e sta bene e che gioca, sono contento, abbiamo vinto, adesso ci riposiamo e pensiamo alle prossime giornate. Questo è un campo difficile perché la palla scivola, c'è umidità, però per come scivola per loro scivola per noi, quindi all'inizio abbiamo avuto un po' di tempo per adattarci, però ripeto, io sono contento perché questi ragazzi danno tutto, noi siamo partiti per ultimo, non lo dico come retorica, non abbiamo obiettivi di vincere il campionato, però dico sempre che più punti facciamo meglio è e al momento siamo lì sopra, siamo contenti e vogliamo rimanerci, nonostante sono contati, non mollano mai e io ho detto ai ragazzi la parola esatta per loro è sono ziccosi ed è bello comunque perché comunque alla fine è stata una partita pulita, non ci sono state discussioni, una partita che fino alla fine è stata tirata, fortunatamente nei momenti decisivi noi siamo stati più bravi di loro e abbiamo fatto gol, abbiamo 2 settimane di sosta e ci fa pure bene, ricaricheremo le batterie, faremo dei lavori anche differenziati perché abbiamo qualcuno che è un po' acciaccato e poi la settimana della partita prepareremo una partita al meglio, giochiamo in casa, speriamo di fare un buon punteggio, veniamo mi pare dal settimo o all'ottavo risultato consecutivo e quindi soprattutto in casa vorremmo continuare, speriamo bene.